Ben ritrovati, eccoci in diretta per un nuovo appuntamento di Linea Rovente. Oggi abbiamo deciso di affrontare una tematica che riguarda tantissime famiglie calabresi e non solo da vicino, che è quella delle migrazioni. La nostra puntata avrà un titolo specifico, si chiamerà Resto al Sud, che non è solo il dilemma su cui si confrontano tanti ragazzi e, ripeto, tanti genitori, ma è anche il bando, il nome di un bando importante che interessa l'intero meridione e che solo in Calabria potrebbe portare alla nascita di 100.000 nuove attività, quindi un'opportunità importante. Vi invitiamo a telefonare per capire insieme analisi e prospettive, per raccontare anche la vostra esperienza, chi è tornato, chi invece sta per partire, chi ha delle persone, dei ragazzi che lavorano già invece fuori dalla Calabria, ma soprattutto fuori dall'Italia. C'è una stima, io prego la regia di mandare in onda questa grafica realizzata da Piero Arena, perché il nostro governo si è reso conto di questo capitale umano che noi insomma, perdiamo ogni anno. Non è questa però la grafica che io volevo, è sui flussi dell'emigrazione degli under 40. Ci sono dei numeri importanti che riguardano l'Italia, chi ha meno di 40 anni e va via, questi sono i dati del centro studi di Confindustria, i dati si riferiscono al 2015, sono stati 51.000 nel 2015, lo vedete insieme, 51.000 nel 2015, 21.000 emigrati nel 2008, quindi vedete sono dei dati raddoppiati rispetto al 2008 e proprio il centro studi di Confindustria ha lanciato l'allarme, ha parlato di una perdita di capitale umano che è pari ad un punto di PIL all'anno, che tradotto in cifre vuol dire 14 miliardi proprio di euro persi per la nostra economia. Vediamo invece qual è la situazione per questo bando, che potrebbe invece diventare un'opportunità per chi decide di restare al sud. Il bando, vedete il punto di PIL che vi dicevo prima, un punto di PIL all'anno, 14 miliardi di euro, la fonte Centro Studi Confindustria, per troppe persone che decidono di lasciare non solo la Calabria, ma questi sono dati che si riferiscono alla nazionale. Dicevo, parliamo di questo bando che si chiama Resto al Sud, che potrebbe rappresentare un'opportunità per chi decide invece di non partire. Resto al Sud è un bando che ha una dotazione finanziaria di 1.250 milioni di euro. Si tratta di nuovi incentivi per gli under 35. Le regioni interessate sono Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, quindi è un bando dedicato alle regioni del sud. Ne ha parlato anche qualche giorno fa il ministro della coesione territoriale Claudio De Vincenti all'Università della Calabria, intervenendo ai lavori di Cantiere Calabria. Per quanto riguarda i finanziamenti per i giovani aspiranti imprenditori, si tratta di 50.000 euro che sono destinate, la quota proprio per le persone, la quota fisica per le persone che decidono, singola, per le persone che decidono di sperimentare l'impresa, e poi c'è la quota del 35% a fondo perduto, la quota restante a
tasso zero. Bene, io vorrei subito però capire insieme anche agli esperti, quindi in questo caso al responsabile dell'area economica di Confindustria Cosenza, il dottor Maurizio Bozzo, intanto se nella città dei Bruzzi è stato predisposto o sarà predisposto uno sportello per appunto recepire quelle che sono le domande, e saranno tante, dei nuovi giovani imprenditori, se saranno guidati in questo percorso di impresa, quali saranno gli obblighi, poi anche capire bene come funzionerà questo bando. Non so se noi riusciamo ad avere in linea il dottore Bozzo per appunto questi chiarimenti relativi al bando che dicevamo si chiama Resto al Sud. Non vedo in sovrimpressione ancora il collegamento telefonico con il dottore Bozzo. Ribadisco che questi sono incentivi che saranno è stato emanato il decreto, questi incentivi destinati ai ragazzi che hanno compiuto il 35esimo anno di età e sono destinati alle regioni del sud. Ribadisco, secondo le prime stime dovrebbero essere più di 100.000 le nuove attività in Calabria. C'è da dire che il decreto non è stato ancora firmato, quindi anche l'Assindustria di Cosenza in questo caso, pur avendo già avviato le procedure per la firma, quindi per proprio essere pronta ad aprire questi sportelli al territorio, che saranno sportelli di servizio per appunto avere maggiori informazioni, per capire proprio tutto quello che è previsto dal bando, e quindi aiutare chi decide di intraprendere questa nuova avventura. Ancora dicevamo, il decreto non è stato firmato dal Ministro, però le procedure sono pronte. Vedo però in collegamento Paolo Tramonti, segretario regionale della CISL. Cominciamo con lui, poi vedremo successivamente di ripristinare il collegamento telefonico con Maurizio Bozzo. Ricordo che qualora da casa vogliate chiamarci per invece capire meglio e soprattutto darci le vostre idee, i vostri contributi sulle fughe dalla nostra terra, siamo qui a disposizione. Paolo Tramonti, segretario regionale della CISL, intanto grazie per essere con noi. Grazie a voi, buongiorno. Allora, dicevamo, ci sono insidie in questo bando Resto al Sud. Da quello che abbiamo illustrato sembra davvero un'ottima opportunità per tantissimi giovani calabresi. Ma sicuramente noi abbiamo un problema enorme in Calabria che va sicuramente invertita la tendenza. I tanti giovani diplomati e laureati per i quali le famiglie sostengono notevoli sacrifici per consentire il proseguimento degli studi, e poi al termine del ciclo degli studi, sia esso di scuole superiori, diploma di scuola superiore o laurea, spesso, non essendoci lavoro nella nostra terra, questi stessi giovani sono costretti ad andare a cercare lavoro altrove. Come sindacato, Tramonti, avete dei dati precisi che riguardano la Calabria sull'emigrazione? Ma diciamo che la Calabria in questi anni è una delle regioni che ha pagato il prezzo maggiore. Noi abbiamo diciamo, dai dati che vengono dati dall'Istat, dallo stesso Svimez, cifre per migliaia di giovani che vanno a lavorare altrove, quindi è un fenomeno enorme sicuramente. Questo bando, allora dicevamo, è un bando
che non presenta delle brutte sorprese, quindi è previsto questo finanziamento fino a 50.000 euro, che è una quota destinata solo all'imprenditore singolo, però ci si può associare. Sì, prevede anche la forma di associazione e quindi la possibilità anche di aumentare l'erogazione del contributo. È sicuramente una cosa importante. Quello che noi riteniamo è che tutto questo debba andare ad incidere in quei settori, in quei comparti che noi riteniamo in linea, coerenti con le vocazioni della nostra terra. La Calabria, per esempio, ha avuto un'ottima performance segnalata a livello nazionale per quanto riguarda gli indici di incremento delle presenze turistiche nell'ultima stagione estiva. Questo sicuramente è un comparto su cui bisogna insistere, così come l'altro grande nostro settore primario, che è l'agricoltura, che anche negli anni della crisi ha consentito alla Calabria di tenere il segno più. Quindi questi sono sicuramente settori su cui puntare. Poi c'è l'ambiente, tutta la questione per quanto riguarda le riserve che ha a disposizione la nostra regione. Quindi ci sono sicuramente dei settori su cui c'è la possibilità di creare lavoro e lavoro anche stabile e duraturo. Quindi ci auguriamo che queste domande poi premino in modo particolare questi comparti. Come sindacato che ruolo avrete, se lo avrete, all'interno della gestione di questo bando? Ma diciamo che noi non abbiamo un ruolo diretto, ma sicuramente ovviamente quando veniamo chiamati a essere coinvolti per dare informazioni, notizie, sicuramente con i nostri uffici anche a livello territoriale noi non abbiamo problemi a dare informazione. Ovviamente essendo bandi di carattere regionale, l'altro gestito da Invitalia, è chiaro che viene più facile chiedere agli enti preposti. Poi vorrei dire che noi soprattutto sulla programmazione comunitaria, sul POR Calabria, come si sa stiamo facendo una attività molto, molto incisiva di sprone e di controllo nei confronti del governo regionale, perché siamo convinti che su questo si gioca una partita decisiva per la nostra regione. La nostra regione da qui al 2020 ha un'opportunità che non può più perdere. Proprio per le condizioni di criticità di contesto riteniamo che questa sia una grandissima opportunità, quella del ciclo di programmazione comunitaria, e su questo, come si sa, noi stiamo esercitando una forte azione di pressione, di controllo, di stimolo nei confronti del governo regionale attraverso anche le riunioni, gli incontri che si fanno sia come partenariato che come comitato di sorveglianza. Un'ultima domanda le vorrei fare, rispetto a questo bando c'è la possibilità delle aziende che già operano sul territorio di utilizzare questi finanziamenti, o è diretto solo a nuove imprese? Quindi, no, diciamo che quello gestito da Invitalia prevede anche la presenza di aziende costituite composte da soggetti che sono già costituiti, quindi come si sa l'importo del finanziamento è quello fino a 40.000 euro per ciascun socio, con un tetto massimo ammissibile di 200.000 euro per ogni singolo progetto, quindi le possibilità ci sono, insomma. Certo, allora grazie per essere stato con noi, magari ci sentiamo anche, faremo un secondo collegamento se ci sarà la possibilità nel corso di questa trasmissione. Vediamo, chiedo alla regia se c'è la possibilità di metterci invece in contatto con il dottore Bozzo di Confindustria, in modo da avere ancora maggiori chiarimenti relativamente alle procedure. Paolo Tramonti ci ha detto
detto che questa è un'opportunità non solo per chi volesse sperimentare, quindi ha un'idea e la si può poi tradurre dal sogno alla realtà, quindi dal business plan all'operatività vera sul territorio, ma lui ci ha detto anche un altro elemento importante, cioè che già delle aziende avviate potranno accedere a questi fondi, devono essere aziende già costituite. La nostra tra l'altro è una realtà difficile per le aziende, quindi non è sempre facile per chi decide di operare nel nostro territorio, insomma non c'è sempre l'incoraggiamento a questo tipo di attività. Abbiamo in collegamento telefonico il dottore Bozzo, lo ricordo, lui è responsabile dell'area economica di Confindustria Cosenza. Intanto benvenuto. Buonasera ai telespettatori, buonasera a lei. Allora, le volevo chiedere prima di tutto questo, cioè c'è questa cultura di impresa nel nostro territorio, questo è un bando importante, però c'è più paura o invece è percepita quindi come veramente la possibilità del lavoro? Guardi, di cultura di impresa ne stiamo parlando da diversi anni e noi come Confindustria stiamo cercando di diffonderla nelle scuole, per cui il nostro stiamo cercando di farlo e stiamo cercando di farlo bene. È ovvio che cultura di impresa è un termine, secondo me, di cui si abusa e che occorre fare, diciamo, chiarezza, perché gli imprenditori hanno bisogno di conoscere effettivamente qual è l'esigenza e quali sono adesso le nuove esigenze di cui hanno bisogno. Quindi lei dice che c'è bisogno di una formazione che soprattutto nell'imprenditoria non bisogna improvvisare. Assolutamente, di formazione c'è bisogno dappertutto, soprattutto poi ovviamente in un tessuto come il nostro, dove ovviamente le difficoltà sono superiori rispetto a quelle che sono negli altri territori del nostro paese. Certo, torniamo al nostro bando, Resto al Sud. Voi siete già pronti con lo sportello per dare informazioni ai giovani? Qualcuno vi ha già telefonato? Noi ci stiamo già adoperando per poter attivare lo sportello informativo, abbiamo già preso contatti con Invitalia e dobbiamo procedere adesso alla fase di accreditamento, per cui non appena sarà emesso il decreto ministeriale che attiverà la misura e noi saremo pronti per poter dare risposte ai giovani imprenditori. Certo, io ricordo, e lei resti in linea, chi è in ascolto, che abbiamo la possibilità di una seconda linea, per cui se i giovani avessero bisogno di informazioni, questo è il momento giusto per chiamare, perché si possono interfacciare proprio col dottore Bozzo. Dottore Bozzo, un'altra cosa importante da precisare è l'anticipo di capitale, no? Per chi di solito i finanziamenti hanno sempre funzionato in questo modo, certo ci sono le agevolazioni, ma bisogna anticipare del capitale per poi riaverlo. Anche questa misura funzionerà così? Sì, allora la misura intanto prevede dei finanziamenti che possono andare da 50.000 euro se ovviamente è una persona singola, fino a 200.000 euro nel caso in cui il progetto sia presentato da una società. Ovviamente i soggetti devono essere tutti con i requisiti. È ovvio, la domanda che mi fa lei, che in questa misura è stato previsto anche queste difficoltà iniziali, per cui il legislatore ha previsto un fondo perduto pari al 35% e poi un prestito pari al 65% a tasso zero. Sarà stipulata una convenzione fra il Mise e gli istituti di credito per far fronte proprio alle anticipazioni di cui parlava lei. Quindi in sostanza mi faccio capire, se io ho un'idea ma non ho un capitale, io posso accedere a questa misura o c'è bisogno che io abbia comunque dei soldi per poter anticipare delle spese?
Assolutamente no. Il Ministero ha anche previsto la possibilità di avvalersi del fondo di garanzia centrale, che è un fondo che garantisce in pratica gli istituti di credito che erogano in realtà le anticipazioni agli imprenditori, ai giovani imprenditori. Quindi insomma questa è una buona rassicurazione. Per quanto riguarda proprio il vostro ruolo, voi come orienterete? Intanto questi fondi come funzioneranno? Sarà finanziato il progetto che arriva prima, il progetto che invece sarà valutato migliore? Quali saranno i criteri di valutazione? Allora, la misura è a sportello, per cui saranno presentate le domande e ogni domanda avrà un protocollo, però la valutazione sarà fatta da Invitalia seguendo ovviamente un iter procedurale, ma sarà valutata la sostenibilità tecnico-economica del progetto, ossia la validità del progetto, dell'idea. Entro 60 giorni Invitalia darà una risposta positiva o negativa sull'idea, quindi sul progetto presentato. Noi assisteremo invece con il nostro sportello alla stesura del progetto, quindi dall'idea imprenditoriale a metterla, diciamo, su piattaforme, caricarla e farla diventare un business plan. Certo, quindi per il business plan i ragazzi che vogliono insomma comunque accedere a queste agevolazioni possono contare su Confindustria, che li guiderà nella redazione del piano, che ricordiamo il business plan riguarda e prevede anche non solo l'idea ma anche il piano economico, no? Assolutamente, assolutamente. Quindi il piano economico con diciamo, la prefattibilità dell'idea e ovviamente una valutazione dell'idea anche nell'ottica futura, per cui deve essere valutata in maniera tale che chi sarà poi il valutatore finale, che è Invitalia, potrà ovviamente decidere se l'idea è un'idea cantierabile oppure meno. Certo, io le voglio fare anche un'altra domanda, perché immagino ci siano già delle stime per la ricaduta occupazionale nella nostra regione. Sappiamo che comunque è una misura destinata a tutte le regioni del sud, però per la Calabria quanti posti di lavoro prevede il bando Resto al Sud? Sui posti di lavoro non le posso fare nessuna stima, sull'obiettivo che il Ministero intende raggiungere con la misura, che mette ovviamente a disposizione 1.250 milioni di euro di risorse in 8 annualità, in 8 anni, e più o meno l'obiettivo è di raggiungere 100.000 nuovi imprenditori. 100.000 nuovi imprenditori? Nuovi imprenditori, sì, questa è la stima che è stata fatta. E se le domande saranno di più? Allora, nel caso in cui ovviamente un'idea è ammissibile ma non è finanziabile per carenza di risorse, è stato previsto anche nel decreto la possibilità di far fronte a risorse regionali, per cui sarà stipulato un accordo fra il Mise e le regioni ovviamente coinvolte nel decreto, per poter far fronte ovviamente alle domande che sono in eccesso attraverso fondi regionali. Quindi c'è questo coinvolgimento anche della Regione. Dottore Bozzo, lei ha utilizzato 2 termini importanti, ammissibile ma non finanziabile. Vuol dire che ci sono delle idee che potrebbero essere buone ma che per la mancanza poi di risorse economiche non potranno essere realizzate? Esattamente questo, sì. L'idea è un'idea fattibile, è una bellissima idea, ma siccome è arrivata più tardi rispetto a un'altra idea, ovviamente non può essere finanziata per carenza di risorse. Ovviamente, come le stavo dicendo prima, si può ovviare attraverso l'utilizzo di risorse regionali. Certo, e poi quanto secondo lei quanto siamo restii a utilizzare le risorse pubbliche verso bandi del genere? O invece è al contrario? Voi nella vostra esperienza che cosa dice, che cosa avete sperimentato? Queste misure funzionano oppure no? Guardi, questa misura diciamo, ha in qualche modo ricalcato il vecchio decreto legislativo 185/2000, che non è altro gli incentivi all'autoimpiego,
che hanno funzionato benissimo fino al 2005, è stato aperto lo sportello, e poi per carenza di fondi ovviamente il sistema si è bloccato. Adesso il ministro per la coesione De Vincenti ha pensato di inserire ovviamente una piccola barriera, che è quella dell'età, ovviamente è rivolta esclusivamente ai giovani dai 18 ai 35 anni, ma non solo, è stata introdotta una piccola modifica che serve semplicemente a far rientrare i giovani meridionali residenti all'estero. Infatti anche i giovani delle 8 regioni che sono fuori da queste regioni per altri motivi sono stati agevolati perché possono partecipare alla domanda spostando poi la residenza entro 60 giorni, addirittura per quelli che risiedono all'estero 120 giorni, per cui è stata aperta la possibilità per tutti coloro che risiedono fuori ovviamente dalle 8 regioni di partecipare ugualmente alla misura. Sì, anche a lei faccio la domanda che ho fatto prima a Paolo Tramonti, e cioè anche chi è già impresa può accedere a questi finanziamenti avendo l'età giusta? Allora, i requisiti di base sono ovviamente per dai 18 ai 35 anni, non possono beneficiare ovviamente coloro che sono già titolari di un'attività e coloro che sono dipendenti a tempo indeterminato. Possono partecipare però sotto forma societaria purché rispettino il principio dei 2/3 dei soci con i requisiti. Quindi insomma la risposta è sì, anche chi ha un'impresa può accedere a queste misure? Se in forma societaria sì, purché ovviamente venga rispettato quel principio di cui le parlavo, cioè il requisito dei 2/3. Allora restano soltanto da definire a questo punto i tempi. Pochi giorni fa proprio il ministro De Vincenti è stato in Calabria, avete avuto rassicurazioni su questa firma che manca ormai per dare il via, e poi proprio le procedure dal momento della firma del decreto, quanto manca o quanto mancherà poi per l'apertura degli sportelli? Per fine mese dovrebbe essere operativa, dovrebbe essere firmato quindi il decreto ministeriale che dà via alla misura. Quindi fine mese per l'apertura degli sportelli in Confindustria? No, fine mese per l'attuazione della misura in pieno. Per l'apertura dello sportello mi auguro che nell'arco poi di una settimana, 10 giorni, si definisca la convenzione, quindi l'accreditamento dello sportello in Confindustria. Grazie, è stato molto chiaro, grazie per essere stato con noi. Ci fermiamo, c'è la pubblicità. Grazie a lei, una buona serata. Restate con noi. Seconda parte di Linea Rovente, ve lo ricordo, ci stiamo occupando di un problema e di un bando che potrebbe essere un'opportunità. Resto al Sud, abbiamo volutamente usato la forma interrogativa perché sappiamo che in tanti hanno lasciato e pensano di lasciare la nostra regione, che è una terra avara di lavoro. Ebbene, ma non è un problema che riguarda soltanto la Calabria, è un problema che riguarda l'Italia intera. Vi avevo fatto vedere nella prima parte, anzi per chi si fosse sintonizzato in questo momento, ribadiamo i dati che riguardano i flussi dell'emigrazione per quanto riguarda i ragazzi, gli under 40 in Italia. Nel 2015 si sono contati un vero e proprio esodo di massa, 51.000 emigrati nel 2015, erano 21.000 nel 2008, quindi vedete un numero che è stato raddoppiato. La fonte è quella del centro studi di Confindustria, che ha lanciato l'allarme sulla perdita di questo capitale umano che tradotto
2008 proprio in termini economici significa 14 miliardi, ossia un punto di PIL. Come vedete c'è un numero in sovrimpressione, qualora, ripeto, vogliate potete telefonarci e raccontarci anche qual è la vostra esperienza, cioè avete lasciato la nostra Calabria, siete tornati, perché che cosa succede nelle nostre famiglie, perché è davvero tanto diffuso il fare le valigie e lasciare la nostra terra. Se ne è accorto anche il governo, tanto da correre ai ripari con un bando che si chiama Resto al Sud. Sono degli incentivi per gli under 35, quindi ragazzi fino a 35 anni, e riguarda le regioni del sud che vedete: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Si tratta di finanziamenti, lo vedremo bene nella grafica curata da Piero Arena, finanziamenti fino a 50.000 euro, una quota del 35% a fondo perduto, la restante quota a tasso zero. La dotazione finanziaria totale per questo bando è di 1.250 milioni di euro. Nella prima parte abbiamo sentito anche il responsabile dell'area economica di Confindustria Cosenza, Maurizio Boccio, che ci ha detto che Confindustria si sta attrezzando per aprire degli sportelli e far sì che chiunque voglia usufruire di queste agevolazioni possa ottenere poi le risposte che cerca. Abbiamo dato anche dei tempi certi, cioè entro fine mese il Ministro per la coesione territoriale Claudio De Vincenti firmerà il decreto. Entro la prima decade di ottobre dovrà essere operativo questo sportello. I fondi, abbiamo sentito, sono fondi a sportello, cioè saranno utilizzati tutti e le domande, e saranno utilizzati man mano che le domande arrivano a Invitalia, saranno chiaramente esaminate e poi saranno finanziate. Anche qui ci è stato detto che non c'è bisogno di un capitale privato per anticipare delle spese, ma il governo grazie ad un accordo con le banche permetterà ai giovani di avere il capitale disponibile. Dovremmo avere in collegamento telefonico il professor Francesco Aiello, lui è un economista che è anche docente dell'Università della Calabria. Professor Aiello, buon pomeriggio. Buongiorno a voi. Allora, da economista, intanto abbiamo nella prima parte detto che la Calabria non ha proprio una cultura di impresa. Allora, per questa che è un'opportunità importante, quanto occorre in formazione per far sì che poi le imprese, una volta nate, non muoiano, perché c'è questo rischio importante? Pronto? Certamente sì, Sì. è un problema cruciale quello della formazione e della conoscenza. Questo bando è importante perché si rivolge ai possibili potenziali imprenditori giovani, i quali rappresentano, penso, la speranza di questa regione e del Mezzogiorno in generale, perché sono le forze su cui dovremmo puntare per tentare un po' di cambiare un po' le direttrici della crescita di questa regione. E in questa prospettiva credo che lo studio su quali attività finanziare con questo bando sia assolutamente importante per ridurre il rischio di assistere a quello che tradizionalmente abbiamo osservato nel corso degli ultimi 30-40 anni di aiuti pubblici all'imprenditoria nel Mezzogiorno, cioè quella in cui si finanziano attività che esistono fin quando esiste il regime di aiuto e vengono chiuse immediatamente dopo perché non hanno un mercato di riferimento. E quindi
in una fase istruttoria, preparatoria, se io fossi un potenziale interessato al bando, cercherei di trovare settori che siano ad alta domanda, dinamici, e quindi cercherei un attimo di studiare bene i mercati, farei un'analisi di mercato veramente molto seria, perché a volte non basta l'intuizione e l'idea, è necessario anche capire se quell'idea ha una commerciabilità, ha un mercato di riferimento, e questo ovviamente richiede studio. Certo, forse lei dice l'università in generale avrebbe avuto, insomma, dovrebbe avere un ruolo all'interno di queste misure, no? Perché forse orientare significa poi creare dare come dire, questi finanziamenti, queste agevolazioni, far sì che diventino strutturali e non solo temporanee. Beh sì, l'università può avere un ruolo in questa, diciamo, dimensione un po' generale della formazione, però ovviamente l'università ha altri obiettivi principali. Quello a cui facevo riferimento io è certamente di abbinare alle domande seri studi, anche coinvolgendo magari energie universitarie, su quelle che sono le potenzialità di crescita del settore all'interno del quale l'idea imprenditoriale si inserisce. Cioè il successo di un'idea imprenditoriale deve essere guardato non nel breve periodo, a 1 anno, a 2 anni, a 3 anni, ma deve essere guardato in prospettiva, cioè uno si deve chiedere che cosa succederà da qui a 10-15 anni, quando presumibilmente non ci saranno più aiuti di quel genere e si richiede che l'idea si autosostenga nel futuro. Io per evitare i rischi del passato e quindi lo spreco di risorse pubbliche, se fossi un potenziale interessato e se avessi l'idea di breve periodo, nel senso un'idea che non ha un mercato forte, non ha un mercato dinamico, non si rivolge a mercati in crescita, e se l'idea produce beni a basso contenuto tecnologico, io probabilmente non farei domanda, perché quell'idea, quel finanziamento mi dà un po' di benzina per 1 anno, 2 anni, 3 anni, però le risorse che sono messe in gioco non sono così elevate da poter fare arricchire una persona anche in assenza dell'idea. Non so se mi sono spiegato. Sono così poche le risorse, quindi, così poche le risorse che, voglio dire, si spendono facilmente facendo uno studio di fattibilità, facendo i primi investimenti. Certo, si sta parlando di piccoli investimenti. Lei si è spiegato benissimo, la prego di restare in linea perché noi abbiamo una telefonata, un telespettatore, vediamo quali sono sia le impressioni sia le testimonianze, magari se ha qualche domanda per lei. Pronto? Pronto? Io vorrei chiedere, sono Alessandro, sì, ho 44 anni. Sì, ci dica. Vorrei sapere dal professore, io ho lavorato al call center per quasi 2 anni, adesso mi hanno licenziato. Allora questi di 44 anni devono morire, perché non hanno più possibilità, visto che le imprese fino a 35 anni, di 44 anni vanno al cimitero. Mi spieghi allora qual è la situazione? Grazie per questa telefonata. Poi dice che uno parte. Certo, professor Aiello, anche adesso mi risponda. Certo, sì, la facciamo rispondere subito. Professor Aiello. Prego, Pronto? io non ho sentito la prima parte della domanda. Allora, ho sentito la seconda parte, però sì, la prima parte no. Questo signore giustamente dice: io ho lavorato per tanto tempo in un call center, ho 44 anni, ho perso il lavoro, ho visto che questo bando ha un requisito preciso, quello dell'età, 35 anni, io che non ci rientro, per me non è stato pensato nulla. Anche questo, chi ha perso il lavoro, è un altro grandissimo problema. Allora che fare? Cioè, per loro bisogna aprire le porte invece dell'emigrazione? Sì, questa è una domanda molto particolare, molto delicata, direi anche off topic, perché il bando è per l'imprenditoria giovanile, si deve comunque porre un limite all'età, qualsiasi purtroppo limite noi avessimo messo, ci sarebbe qualcuno 1 anno più anziano rispetto al limite che avrebbe
il problema che ha enunciato il telespettatore. È un problema serio, è un problema un po' molto più generale su quello che sta succedendo in questa regione, in cui c'è una moria di posti di lavoro impressionante di cui nessuno parla, e su cui secondo me le forze sindacali e industriali dovrebbero interrogarsi. Ma ripeto, il bando in oggetto che è inserito nel decreto Sud ha un obiettivo ben specifico, quello di puntare sui nuovi imprenditori che sono quelli che in futuro dovranno, da qui a 20, 30, 40 anni, garantire un po' di sostenibilità alla crescita della regione. Ma, ripeto, il problema del telespettatore è un problema cogente di cui, secondo me, dovrebbe farsi carico l'intera classe dirigenziale di questa regione. Certo, e sono d'accordo con lei, professor Aiello, per quanto riguarda proprio le persone che non potranno accedere chiaramente a questo bando e che si trovano in difficoltà perché chiaramente hanno perso il posto di lavoro e sono tantissimi. Gli ammortizzatori sociali possono dare una risposta o è una risposta risicata? Pronto? Allora, forse abbiamo problemi con la linea, se ripristiniamo il collegamento con il professor Aiello. Abbiamo un'altra telefonata, pronto? Mi sente? Sì, la sento, pronto? Mi sente? Sì, la sento, pronto? Pronto? Io la sento perfettamente, pronto? Bisantice da Catanzaro. Sì, mi dica. Se non erro, la tematica è io resto al sud. Sì. Lei ha deciso di restare al sud? Pronto? La sentiamo? Ecco, io sono uno di quelli che è partito bambino dalla Calabria, sono rientrato dopo una trentina d'anni. Sì, mi fa una gentilezza, mi scusi. E continuo a sentire per la mia terra. Mi scusi, le posso chiedere solo una Purtroppo gentilezza? devo dire non l'avessi mai fatto. Insomma, una riflessione amara. Io le vorrei solo chiedere una gentilezza, mi abbassa il volume del televisore, ci sentiamo solo per telefono, comunichiamo meglio. Perché lei si è pentito di essere tornato in Calabria? Pronto? Pronto? Abbiamo qualche problema di collegamento? Pronto? Allora, è caduta la linea, se dovesse richiamare il nostro telespettatore da Catanzaro, ecco, mi piacerebbe interloquire con lui, glielo spieghiamo che per comunicare più efficacemente bisogna abbassare il televisore. Forse abbiamo ripristinato il collegamento con il professor Aiello. Professor Aiello, le dicevo prima che cadesse la linea, ecco, gli ammortizzatori sociali possono essere una risposta per chi non ha più lavoro oppure sono soltanto una risposta temporanea? Beh, certamente sono una risposta temporanea. Abbiamo ancora problemi, pronto? Pronto? Abbiamo problemi? Sì, sono Bisantis. Ecco. Sì, io non la sentivo e quindi... Ecco, è caduta la linea. Sì. Allora, rientrando in Calabria, a tutt'oggi, sono passati oltre 30 anni. Ah, le dicevo, mi scusi un attimo che ripristiniamo... culturale a tutti i livelli, politici, amministrativi. Pronto? Allora, sì. Abbiamo ripristinato il collegamento con il nostro telespettatore di Catanzaro. Amministrativi e ambientali. Io vivo... Aspetti che non la sento perché ho abbassato troppo il televisore. No, mi deve sentire per telefono. Allora, dicevamo, lei si è pentito di essere ritornato in Calabria. Questa terra va... Allora, perché si è pentito di essere tornato in Calabria? Lei ha detto di essersi pentito perché ha trovato un decadimento, un arretramento. Viene tenuto in non la sento però. Riesce a concludere il suo pensiero?
Mi pare di capire da questo difficile colloquio con il nostro telespettatore di Catanzaro, che ringrazio per averci telefonato. Lui ha fatto una scelta controcorrente, cioè di essere emigrato, poi essere tornato in Calabria, e lui dice insomma, ho sbagliato a tornare, e ci stava dicendo che ha sbagliato a tornare, e spiegava questa sua affermazione importante dicendo di aver trovato un arretramento delle condizioni economiche, culturali, sociali e politiche di questa terra. Io non riesco più a parlare con lui, non lo sento più, lo invito chiaramente a ritelefonarci. Vedo invece in collegamento il professor Aiello. Professor Aiello, ce la facciamo? Pronto? Sì, pronto? Professor Aiello, ci siamo. Allora, dicevamo, noi eravamo rimasti su questa domanda, su questa risposta a metà, gli ammortizzatori sociali che danno delle risposte temporanee, ma ci sono anche delle misure, delle agevolazioni che consentono agli over 40 a questo punto di rimettersi nel mondo del lavoro? Ma io, più che soluzioni pubbliche, sovvenzioni, interventi specifici di emergenza, che ripeto, devono esistere solo per brevissimi periodi di tempo, altrimenti l'emergenza diventa la normalità e le sue soluzioni diventano la normalità. Questa regione deve invece tentare di riappropriarsi della normalità della crescita, che è quella di creare posti di lavoro veri, cioè attività imprenditoriali che camminano da sole in assenza di regimi di aiuto. Dobbiamo smetterla in questa regione di pensare che la crescita debba essere sempre governata dall'aiuto pubblico. È il mercato che fa la differenza, e questa differenza è legata soprattutto alla capacità dell'impresa di stare da sola in segmenti di mercato ad alta produttività. Quindi il problema è non tanto dell'assenza di aiuto pubblico, che esiste, c'è un sacco di risorse, un sacco di aiuti che vanno a sostegno dell'attività imprenditoriale, ma il problema è che manca una generalizzata idea di attività imprenditoriale diffusa su tutto il territorio regionale, che possa garantire occupazioni stabili e durature nel tempo. E questo è il vero problema di questa regione, e su cui dovrebbe essere veramente investita molta attenzione da parte di tutta la classe imprenditoriale e istituzionale, affinché le regioni siano messe nelle condizioni di poter competere da soli sul mercato. E diciamo, come si fa questa storia? Come si risolve questo problema? L'unica cosa che può salvare questa regione è l'innovazione, le attività innovative, la ricerca di nuovi segmenti di mercato, differenziando i beni che si collocano sui mercati internazionali e quindi investendo in conoscenza e in tecnologia. Ovviamente è un'attività costosa, rischiosa, ma è l'unica cosa che possiamo fare. Dobbiamo smetterla di pensare che lo sviluppo passi dalla cittadella regionale o attraverso gli aiuti pubblici. Certo, però professore, un giovane che vuole comunque scommettere sull'impresa, ha l'idea e non ha il capitale, deve per forza avere un aiuto. Se questo fosse il problema, cioè l'assenza... Sì, no, capito la domanda. Se questo fosse il problema, cioè l'assenza di aiuto pubblico, questa regione dovrebbe essere piena di attività imprenditoriali nate negli anni 80 e 90. Io non credo alla favola che il mancato sviluppo del Mezzogiorno e della Calabria sia legato all'assenza di capitali. È una grande stronzata mediatica che ovviamente viene alimentata perché è facile diciamo, di poter dire che siamo poveri perché non ci aiutano. No, siamo poveri anche e soprattutto, a mio parere, perché non abbiamo mai innescato processi di crescita autosostenuta, ci siamo sempre affidati all'esterno. La nostra è un'economia che dipende sempre in maniera strutturale dai fondi esterni. Lei dice che non abbiamo saputo gestire le risorse e avere la capacità di
camminare da soli, è questo? Ma certamente, non sono io a dirlo, esistono molti libri, molti articoli, molti saggi che spiegano queste dinamiche. Però adesso lo scenario di riferimento è assolutamente diverso rispetto a 20 anni fa, 30 anni fa, perché manca la fiscalità a pioggia, mancano le risorse come prima, ormai chi ci finanzia vuole sapere cosa facciamo ed è il primo problema. L'altro problema è che la globalizzazione ha tolto il coperchio alla nostra inefficienza e quindi per essere, tra virgolette, più competitivi adesso bisogna veramente puntare a un recupero di produttività interna. E io la fermo qui, la fermo perché non abbiamo più tempo. E questo si fa solo con l'innovazione. Allora, professore, grazie per essere stato con noi, è stato davvero molto chiaro, ha dato anche delle ricette sul futuro. Grazie a tutti voi per averci seguito, grazie a regia Enzo Leonetti. Grazie a voi per l'invito. A Luca Chito, a Pier Arena per la grafica, vi auguriamo un buon proseguimento.